Siamo qui sul Ponte Vecchio di Bassano, meta di tantissimi turisti per questo lungo weekend di Ferragosto. Pensate, la parola Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti, in onore del riposo dell'imperatore Ottaviano Augusto, da cui prende anche il nome di agosto, che però agosto non è solo il riposo dell'imperatore Ottaviano, ma anche dei tantissimi italiani e stranieri che sono venuti qui nella città di Bassano per appunto guardare le meraviglie che propone questa città. E per fare il punto della situazione andiamo a parlare con uno dei tanti esercenti qui a Bassano, Sandro detto il Muto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconta com'è andato questo weekend lungo di Ferragosto? Molto bello, molto bene, anche perché rispetto all'anno scorso, va bene che l'anno scorso si veniva fuori dalla pandemia, ma molto positivo e molto bene. È cambiato il turismo in questi 2 anni? Ma oddio, quest'anno abbiamo visto, qui, almeno qui da noi, un turismo rispetto agli altri anni più di italiani che di stranieri, e questo per me è positivo che gli italiani vengano. Dopo non so se vengono perché il ponte adesso è messo a nuovo, oppure meglio dire che abbiamo una cittadina bella e accogliente. C'è ancora qui a Bassano il turismo mordi e fuggi? Sì, sì. Anche se ho visto con piacere che gli albergatori hanno detto che gli alberghi erano quasi pieni, quasi tutti pieni, e questo fa enormemente piacere. Però la maggior parte è sempre mordi e fuggi giornaliero. Un turismo mordi e fuggi che ha contribuito al record di presenze di turisti in città, in tutto il territorio bassanese, oltre che sull'altopiano. Bar, ristoranti, vie del centro, monumenti e passeggiate prese d'assalto, un'ondata di persone come ad Asiago e Marostica che ha creato anche forti disagi, soprattutto al traffico, anche a causa degli incidenti stradali come quello di sabato mattina tra Valstagna e Carpanè. Finito Ferragosto, adesso sta finendo anche l'estate, che prospettive ci sono? Allora, da parte mia penso positive. Però visto quello che succede non in Italia ma nel mondo, speriamo bene, anche perché allora al 25 abbiamo le votazioni e lì vediamo come va qui da noi e dopo tutto il resto, perché non vorrei che ci lasciano passare bene le ferie, le vacanze e dopo ci sia qualche colpetto che ci fermi ancora.